Siamo al comune di Joppolo Giancazio con il sindaco Portella. Oggi si presenta l'app del comune, una applicazione importante che segna il percorso di un comune di Joppolo sempre al passo con i tempi. Eh sì, oggi presentiamo l'app del Comune di Joppolo, devo dire grazie anche ai finanziamenti da parte del PNRR per quanto riguarda la PA digitale, e quindi abbiamo voluto proprio investire parte di queste somme proprio per creare un'app e dare la possibilità di la fruizione di tutti quelli che possono essere i servizi e tutte le notizie a tutti i cittadini, agli ospiti che vengono. Io rammento che Joppolo ad esempio ha il pregio di essere nella Magna Via Francigena, quindi può essere anche di supporto ai nostri pellegrini che a centinaia li vediamo passare e stanno a Joppolo, quindi avere un punto di riferimento su quelle che possono essere tutti i servizi che possono fruire e quello che possono visitare, per noi è un nuovo servizio che diamo a tutta la cittadinanza. A pochi giorni dalla fine del suo mandato, insomma, fa questo regalo ai cittadini, Sindaco. Facciamo anche un breve bilancio di questi 5 anni di sindacatura con l'occasione. Vabbè, questo non è un regalo, è qualcosa su cui abbiamo lavorato da tempo, perché abbiamo avuto approvati proprio con la PA digitale e abbiamo presentato 7 progetti e tutti e 7 sono stati approvati, tra cui c'era questo proprio dell'app. E dopo 10 anni è giusto che si ceda il passo alle nuove leve. Devo dire che c'è un bilancio molto positivo. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato qualche giorno fa l'altra parte del Parco Natura. A giorni dovremmo inaugurare, che sarà installata la palestra all'aperto, che sempre attraverso le somme del PNRR Joppolo a cui ha partecipato. Abbiamo avuto l'altro giorno, e questo lo voglio dare come notizia in anteprima, perché eravamo stati finanziati come Borghet con Joppolo, Sant'Angelo e Santa Elisabetta per 2,5 milioni. L'altro ieri il Ministero della Cultura ci ha notificato che ci sono 1.229.000 euro per le imprese che vogliono presentare a supporto del progetto che abbiamo come comuni, e quindi anche questo sarà qualcosa che lasceremo, questa amministrazione lascerà alla cittadinanza di Joppolo. Tra le cose che io vorrei ricordare è che Joppolo è stato sempre in testa per le marce sulla legalità. Eh sì, quest'anno non l'abbiamo fatta, devo dire, c'è stata questa interruzione, ma negli anni ogni anno è stata sempre, e proprio ieri, guardi, a proposito di legalità, abbiamo approvato in Consiglio Comunale la partecipazione al Costituente Consorzio per la legalità, voluto fortemente anche dal prefetto, e Joppolo proprio ieri sera abbiamo fatto l'ultimo Consiglio Comunale e abbiamo approvato l'adesione, il regolamento, lo statuto e tutto. Joppolo, io da questo punto di vista sono stati 10 anni che proprio sulla legalità e la trasparenza ci siamo spesi. Anzitutto i cittadini possono andare sugli store già da stamattina, da oggi, e scaricare l'app Joppolo Giancazio, si chiama semplicemente col nome del comune. All'interno troveranno tutte le funzioni, tutti i servizi dedicati o ai visitatori o ai cittadini che riguardano appunto il territorio comunale. Ma questo è solo l'inizio di un percorso che ci porterà ad inserire via via nel tempo tutte quelle funzioni che possono essere più utili per la collettività, che nascono dalle esigenze del comune stesso. Infatti oggi pomeriggio proprio cominceremo con l'inserimento della piattaforma per il bike sharing, per il noleggio delle biciclette, ma è solo un esempio di tutto quello che si potrà fare su questa piattaforma digitale, che segna proprio una transizione verso il digitale del fare, il digitale che si chiede: ma sì, facciamo la transizione, ma per fare che?